Inneggiava al martirio e realizzava tutorial sui social per preparare esplosivi in casa. Un ventenne italiano di origine marocchina residente nella bassa padovana è stato arrestato dalla Digos di Padova perché ritenuto responsabile dei reati di apologia e di istigazione a delinquere aggravati dalla finalità di terrorismo e addestramento con finalità di terrorismo internazionale. L'indagine della Digos Euganea, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, è iniziata nel marzo del 2022. Il ventenne, esperto informatico, era in grado di nascondere la sua identità digitale, ma dalle indagini è emerso come si fosse avvicinato ad una rete di contatti anche all'estero radicalizzati e che inneggiavano agli attentati compiuti da gruppi terroristici islamici come Al-Qaeda e Daesh. Nei suoi computer i poliziotti hanno ritrovato numerosi video in cui vengono riprese le fasi di allenamento fisico dei mujahideen, esercitazioni belliche e l'iscrizione ad un canale Telegram dove venivano diffuse lezioni di combattimento e suggerimenti per acquistare Bitcoin. Il ventenne nei suoi post inneggiava al martirio e alla jihad e a preoccupare erano soprattutto le date in cui divulgava i suoi messaggi di odio. L'attività sui social infatti si concentrava sempre a ridosso dell'anniversario dell'11 settembre, dell'8 febbraio, giornata in cui vennero lanciate le vignette satiriche del giornale francese Charlie Hebdo, in occasione del Natale e subito dopo lo scoppio dei conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese. Il giovane inoltre manifestava propositi violenti contro soldati americani, ebrei, cristiani e verso la comunità LGBTQ.